io ho fatto questa interrogazione a risposta immediata più che altro perché ho ricevuto diverse segnalazioni sia da persone che vivono nel mio territorio e quindi siccome sono un po' preoccupati del futuro appunto dell'unità coronarica e della cardiologia di Gorizia e anche come ho scritto nell'interrogazione ho citato un episodio che è successo pochi giorni fa presso la terapia intensiva di Gorizia. So che il sindaco Ziberna ha già anche diciamo, scritto e detto la sua rispetto a quanto accaduto, ma appunto volendo anche un po' rassicurare insomma, le persone che si sono rivolte a noi, ho presentato la IRI appunto per sapere dall'assessore che spero insomma, possa chiarire una volta per tutte qual è, se c'è qualcosa in ballo o qual è insomma, il destino dell'unità coronarica del presidio ospedaliero di Gorizia. Abbiamo letto il piano di potenziamento dei posti letto e quant'altro, abbiamo visto appunto che è in arrivo questo piano pandemico della Asugi che però almeno io ancora non ce l'ho, abbiamo visto i comunicati, appunto chiedo all'assessore se ci dice qualcosa in più e magari rassicuriamo anche un po' tutti. Grazie. Grazie, prego Assessore Riccardi. In merito all'interrogazione in oggetto non è stato fatto alcun progetto di chiusura della cardiologia di Gorizia, né nel breve che lungo termine. Probabilmente l'equivoco nasce dal fatto che alcuni giorni fa l'architetto Baraccetti ha effettuato con i suoi tecnici un sopralluogo nei locali citati per poter eseguire dei lavori riguardanti un posto letto infettivo Covid di terapia intensiva. Hanno effettuato diverse foto nei locali, da cui le ipotesi riportate. Questo è il nostro dibattito. Bene, prego, consigliere Dalzovo. Poi io ringrazio l'assessore soprattutto per la prima parte, insomma, nel senso quando dice che non è previsto nessun progetto di ridimensionamento o di chiusura insomma, della cardiologia di Gorizia e quindi nemmeno della unità coronarica. Grazie.